Oggi con il Diario della Salute entriamo nell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'Arnas Garibaldi Ennesima, diretta dal professor Giuseppe Ettore. Parleremo di 3 argomenti in particolare molto interessanti: endometriosi, scuola della nascita e ambulatorio del benessere vaginale. Venite con noi. Eccoci infatti col professore Ettore. Come detto, parliamo dell'endometriosi. Professore, è una patologia in aumento e purtroppo colpisce sempre più donne giovani. Sì, registriamo un incremento di questa patologia, in particolare nelle fasce giovanili, proprio perché già dopo il menarca molte ragazze soffrono di dolori e quindi di dismenorrea, e questo ovviamente non è che tutte queste ragazze avranno l'endometriosi, però noi dobbiamo essere bravi a comprendere chi realmente sta andando incontro a questa patologia. Significa fare prevenzione prima Fare di tutto. prevenzione, che già significa migliorare lo stile di vita, che purtroppo oggi è molto complesso, migliorare la nutrizione, che è uno degli aspetti più fondanti della patogenesi, e poi ovviamente la sorveglianza di tipo diagnostica, quindi già l'ecografia noi ci consente di poter fare delle diagnosi oggi estremamente appropriate, e questo già ci consente di decidere quando, per esempio, iniziare una terapia che possa, controllare il dolore e nello stesso tempo controllare anche la patologia. Questo è un centro di riferimento regionale, voi avete completato le assunzioni di personale opportunamente formato, proprio un team specializzato proprio nel trattamento dell'endometriosi. Sì, perché di fatto questa patologia, come altre patologie, tra cui la malattia oncologica, necessita non di un dottore, ma necessita di un team. Perché? Ecco perché già la patologia in sé è abbastanza complessa e quindi ha bisogno di più specialisti, ma poi dell'endometriosi la cosa più importante è curare la persona oltre che la patologia, quindi significa che noi all'interno del team, voluto già dalla legge regionale del 2019 che identifica i 2 centri, quello di Palermo e quello di Catania, il Garibaldi, come centro di riferimento, ovviamente ha fornito tutti gli strumenti, non solo di tipo diagnostico, ma anche di personale. Quindi questo ci ha permesso di assumere, adesso avere nel team un team completo che oltre ai ginecologi è costituito dalla nutrizionista, dalla fisioterapista, dalla terapia del dolore e dalla psicologa, quindi dedicati per questo servizio. Quindi significa che tutte le pazienti che afferiscono al nostro ambulatorio usufruiranno di questo tipo di percorso, proprio per valutare, ovviamente a vario titolo, quelle che hanno più bisogno di un servizio anziché di un altro, ma tutte avranno il colloquio con la psicologa, tutte faranno un incontro con la nutrizionista. Ci sono quelle che hanno bisogno poi di una riabilitazione nel tempo, e ci sono quelle che poi hanno bisogno di una terapia del dolore. Abbiamo appunto un anestesista esperta in terapia del dolore. Bisogna incoraggiare le donne, soprattutto le più giovani, appunto ad incontrare la medicina, no? E fare i controlli, andare dal ginecologo, venire appunto qui all'unità operativa. Sì, più che altro andare a fare dei controlli che entrano in un certo circuito, che non finisca poi per la prescrizione solo di una pillola, e che invece prenda a pieno carico l'aspetto diagnostico. E oggi una delle sfide principali dell'endometriosi è proprio la diagnosi. Per questo è necessario che ci sia un team che, valutando i sintomi, arrivi poi a valutare quali sono gli elementi diagnostici. L'ecografia sicuramente, ma a volte noi usufruiamo della risonanza magnetica, che è un altro esame che è ancora più affinato, che può dare migliori dettagli di quella patologia. Quindi il consiglio è che non tutte le ragazze che hanno una dismenorrea hanno l'endometriosi, però possono evolvere verso l'endometriosi se hanno già degli elementi diagnostici precoci. L'obiettivo è quello di identificarli e quindi intercettarli con le adeguate terapie. In questa puntata, che è dedicata al suo reparto, professore, adesso parleremo di altre 2 belle realtà che avete appunto messo in piedi: la scuola della nascita, in pratica un vero e proprio sportello informativo a tutto tondo, e l'ambulatorio del benessere vaginale. Lasciamo quindi lo spazio alle altre dottoresse. Grazie a lei. Grazie. All'interno del reparto diretto dal professor Ettore troviamo anche la scuola della nascita e incontriamo qui la decana delle ostetriche, la dottoressa Lucia Randazzo, e le chiediamo subito che cos'è la scuola della nascita. Questo in pratica è un punto di ascolto.
Sì, la scuola della nascita nasce da anni di profonda osservazione delle mamme e delle coppie e anche da un attento ascolto dalle nostre esperienze, dalle esperienze che noi di questa unità operativa abbiamo vissuto dal contatto delle donne e delle coppie. Voglio precisare che non è un ambulatorio, ma è un luogo molto importante di ascolto per le coppie, in cui le coppie si sentono tranquille e hanno un punto di riferimento e possono anche esporre, evidenziare quali sono le loro problematiche, preoccupazioni che riguardano non soltanto il percorso gravidanza, ma anche quel momento del dopo di cui si parla poco e che noi dobbiamo curare molto, abbiamo visto anche noi ostetriche, che ha molte carenze, che è quella del puerperio e dell'allattamento. In pratica uno sportello informativo a 360 gradi, chi ha bisogno di informazioni, chi sente il bisogno di informazioni, anziché cercarle su internet, viene a parlare con chi ha tanta pratica, tanta esperienza e tanta capacità di indirizzare. Certo, il nostro obiettivo primario è quello che le coppie non si sentano sole e che abbiano proprio noi come operatori di questa unità operativa come punto di riferimento, per cercare anche di tranquillizzarli, anche per le cose più banali, come piccoli problemi, come abbiamo detto, quelli di casa, l'allattamento, tante altre problematiche. Qui possono venire anche col bambino piccolo, assolutamente non c'è problema, sì, è accolto assolutamente anche lui. Sì. E questa è la nostra gioia, che portano i bambini, e questa è la nostra grande ricchezza. E per noi è molto importante perché stiamo cercando di camminare con i tempi. Ci siamo accorti che le donne sono cambiate, è cambiato anche il concetto di maternità, quello di famiglia, e quindi dobbiamo cercare di essere utili anche il dopo. Abbiamo parlato di coppie, ma naturalmente possono venire anche le mamme, le puerpere, le donne in gravidanza da sole, ovviamente certo, ci saranno casi. Certo. Quali sono le domande, per fare un esempio, che vi rivolgono soprattutto? Allora, le domande, quelle più comuni, sono quelle delle preoccupazioni, dell'ansia e le tensioni in prossimità della data presunta del parto, e sono quelle che accomunano tutte le donne e le coppie. Poi, come dicevo, quelle del rientro a casa, quando le coppie si trovano da sole, non hanno più la nostra struttura come supporto, perché fino a quando sono al reparto, allora si sentono tranquille e protette. E con rientro a casa cominciano ad avere un po' di dubbi, problemi, soprattutto nell'attacco del bambino, sulla gestione delle poppate. Perché ovviamente voi tenete anche i famosi corsi preparto, prenatalità, che sono diffusissimi, no? Cioè, i corsi preparto. Ma io ho sempre pensato ci vorrebbero i corsi post parto, è vero? Forse cioè è questo che abbiamo anche capito, e fa parte di questo percorso nascita per la continuità assistenziale del dopo, che cercheremo di curare. Grazie per quello che fate. Grazie. Quanti siete a proposito in questo reparto? In quanti vi avvicendate per dare allora, questo siamo servizio? in tante, però le decane siamo quelle più interessate a questo progetto, forse perché l'esperienza e quello che le donne ci hanno trasmesso ci a volte parlare con un'ostetrica ci si trova meglio che parlare con il medico, che ha una funzione diversa. Allora, nulla togliendo, il nostro è un lavoro di squadra, di team. Voglio premettere questo, non è una questione di antagonismo per le varie categorie, è un lavoro di squadra, e lo sottolineo sempre, però come dice il nostro direttore, in questo percorso nascita l'ostetrica ha una funzione molto particolare, proprio per quello che svolge, ma non soltanto in sala parto, ma per le 1000 cose che fa nell'assistenza della donna, dall'inizio della gravidanza ai corsi preparto, agli ambulatori. Possiamo dire in quali giorni, in quali orari potete ricevere? Allora, innanzitutto devo ricordare una cosa: la scuola della nascita nasce da un grande impegno e dalla volontà del mio direttore, ok? Coadiuvato da noi ostetriche. Però devo anche ringraziare il Corri Catania, che ha questa iniziativa che ci ha permesso di realizzare, di poter avere questi funzionali, questi locali. Raccolti fondi per arredare questi locali. Un bel progetto luogo che ha trovato appunto la sua fatto col realizzazione. Cuore. I giorni sono i martedì e i giovedì, con ingresso libero alle mamme e senza alle prenotazione, coppie. senza prenotazione, esatto. Sanno che le coppie che hanno questo punto di riferimento il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle ore 17. Scuola della nascita. Grazie. Dottoressa.
Adesso siamo nell'ambulatorio del benessere vaginale, questa è la denominazione che è stata data ad un servizio che esiste già da molti anni, ma che adesso ha acquisito, un'identità più specifica. Esatto. Giusto? La dottoressa Ilenia Fonti appunto ci parla di quello che fate qui, a chi vi rivolgete? Allora, il nostro Dipartimento Materno-Infantile si occupa del benessere della donna a 360 gradi, ma come avete ben detto, la menopausa è una porzione molto importante della vita della donna, per cui in menopausa si vanno a riscontrare una serie di problematiche di tipo organico e fisico che impattano tantissimo sul benessere, sia a livello vaginale che poi psicosomatico. La vita si è allungata, perché ormai la vita si è allungata, le donne quindi hanno almeno 40 anni di vita, si spera, no? Dopo. Esatto, e questa parte della vita deve essere vissuta in maniera anche bella e totalizzante. E quali sono le patologie in cui si va incontro? Di conseguenza, proprio per andare a valutare e andare a curare la donna, nel percorso di cura si basa sia sull'utilizzo di terapie specifiche, ma si avvale anche delle più moderne tecnologie innovative dell'ingegneria scientifica attraverso di alcune macchine. Come noi possiamo avere in questo nostro laboratorio, abbiamo il laser ad anidride carbonica oppure la radiofrequenza, che viene indirizzata soprattutto a quelle donne che non possono essere indirizzate a dei percorsi di ormonoterapia perché magari vengono da percorsi oncologici oppure dalla endometriosi. Ecco, andiamo a targetizzare qual è il rischio della donna, qual è la problematica che ha lei a livello vulvovaginale e standardizziamo per lei la terapia più adatta. Ci sono problematiche più legate all'età oppure appunto a patologie pregresse? In questo ambulatorio ci prendiamo cura della donna, sia la donna che viene da un percorso fisiologico di menopausa, come la gran parte delle pazienti, che quelle vengono da percorsi oncologici, perché questo è un ospedale che si occupa tanto di oncologia, per cui andare a targetizzare questa donna, andare a curarla in maniera specifica fino ad arrivare addirittura al trapianto delle cellule staminali. Il trapianto delle cellule staminali che viene fatto in questo ospedale, tra l'altro forse siamo quasi gli unici a Catania, che lo fa in maniera gratuita e va a restituire quel benessere vulvovaginale e anche poi alla fine l'identità della donna che in tante viene perduta. Tutta la pelvi è interessata, no? Con diverse patologie, non è solo la vagina che invecchia, diciamo così. Certo che no, infatti la cura della donna deve essere a 360 gradi, partendo sicuramente dal suo benessere prima di tipo vulvovaginale, poi diventa fisico e psicologico anche. Disturbi della minzione, penso un po', no? A tutte queste... Assolutamente sì, queste macchine infatti insieme anche alla chirurgia appunto con le cellule staminali ci permette di andare a guarire queste problematiche sia di tipo appunto minzione, vescica che di tipo fisico. Grazie alla dottoressa Ilenia Fonti, grazie all'intera unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'Arnas Garibaldi diretta dal professor Giuseppe Ettore. All'interno del Dipartimento Materno-Infantile si è sviluppata una professionalità dedicata, delle professionalità dedicate per il trattamento dell'endometriosi. Pensare all'endometriosi significa pensare a una patologia che, nascosta, sommersa, affligge tantissime donne che cercano una risposta, a volte non sanno nemmeno qual è il loro problema. Ecco, parlare di endometriosi con una legge dedicata che la nostra Regione ha immaginato per le sue pazienti, per le sue donne, significa risolvere un problema e risolverlo per tanti anni della loro vita. Ma non è solo questo l'approccio del Dipartimento Materno-Infantile diretto dal professor Ettore. Scuola della nascita, ambulatorio per il benessere generale della donna, significa vedere in un unicum una paziente insieme con un bambino, perché il Dipartimento è appunto materno-infantile, con tutte le discipline concorre a una risposta di salute a livelli e standard europei.